Buonasera, sono Don Davide, sono il coordinatore pastorale del CFP e non sarò io oggi a fare un pensiero di buonanotte, perché ho pensato che avremo senz'altro molte altre occasioni per ascoltarci e per parlare. Qui a San Zeno mi occupo anche dell'animazione missionaria e alcuni di voi allievi ne fanno anche parte. Allora, questa sera ho preferito lasciar parlare un amico. Lui è Don Filippo Perin, di Pordenone, un confratello salesiano che adesso vive in Etiopia. Lascio a lui la parola e vi auguro una buona serata, una buona notte e un arrivederci a presto. Cari amici, ciao, sono Don Filippo, sono missionario in Etiopia ormai da 12 anni, a Gambela, nel villaggio di Lare, proprio sul confine tra l'Etiopia e il Sud Sudan. Oggi vi racconto come mai sono finito qui. Tutto è partito dopo che ero salesiano, ho ascoltato mentre ero in tirocinio, 22-23 anni, una conferenza di un missionario che raccontava un po' la sua vita e sono rimasto così affascinato e folgorato che ho detto ma mi piacerebbe proprio vivere quella vita. E da lì ho cominciato un po' a pensarci, a chiedere di andare in missione, finché sono diventato prete, ho fatto l'esperienza bellissima della scuola di mondialità, ho accompagnato soprattutto durante l'estate vari giovani in paesi poveri, un mese e mezzo di servizio, di animazione, dei bei momenti che hanno riconfermato un po' questa scelta, soprattutto quando mi ricordo ancora quando un'estate ho incontrato un catechista, siamo andati a trovarlo in mezzo alla foresta, ha presentato la sua casa, la sua famiglia, ci aspettava da così tanto tempo per la messa, per incontrarci, abbiamo dormito lì la notte. Ecco, quell'incontro mi ha veramente segnato, folgorato. È come quel povero che ti entra così piano piano nel cuore e abbassa tutte le barriere e ti dice guarda, ti voglio bene così come sei. Ecco, veramente un'esperienza toccante. Dopo un po' ho cominciato a pensare perché non fare 11 mesi in missione e un mese qui in Italia invece di fare 11 mesi in Italia e solo un mese in missione. Ecco, carico di tutte queste esperienze, discutendo con i superiori, alla fine sono arrivato qui in Etiopia, a Gambela, ad aiutare un vescovo che è salesiano a iniziare delle parrocchie. Subito, appena mi ha visto, mi ha detto «Oh, che giovane che sei, vedi qua, ci sono 3 strade, una la prendi tu, una la prendo io, una vediamo il prossimo che arriva, vai», e tutti i villaggi che trova, comincia la chiesa, l'oratorio, comincia a fare catechismo. Io la prima esperienza, la prima volta, mi ha portato la prima domenica in questo villaggio a Ninenyang, già il nome è un po' strano, che vuol dire ho visto il coccodrillo nella lingua Nuer, e dopo la messa sotto un albero, ecco, la domenica dopo ho cominciato io ad andare. È stato dei mesi all'inizio un po' difficili, nessuno sapeva la lingua etiope, parlavano il loro dialetto, quella che avevo studiato, cibo un po' diverso, vivere in capanna, senza il bagno, l'acqua, senza il materasso, tante cose che ho dovuto un po' imparare, ma anche capire che non ce la facevo. Così abbiamo piano piano costruito una piccola missione, la casa, la chiesa, l'asilo, l'oratorio. Ecco, la condivisione con i catechisti, con la gente, mi ha portato a superare e abbiamo veramente costruito una bella missione, anzi ci siamo aperti ad altri villaggi, tutto intorno sul confine con il Sud Sudan. E ecco, la gente qui ti dice già il perché stare qui, quando sai che hanno metà vita in confronto, hanno fino a 45-50 anni di vita. Non hanno medicine, non c'è il dottore, in classe ci sono sempre tantissimi bambini, non hanno i libri scolastici, mangiano una volta al giorno. Ecco, perché stare qui? Questo è
già te lo chiedono loro, te lo dicono loro. Hanno però tante belle cose, che è l'accoglienza, che è la famiglia, che è il valore di Dio, che è un sorriso, che veramente ti invogliano, ti coinvolgono. Ecco, il posto della vita te lo danno i poveri, te lo dà Dio attraverso i poveri che ti fa incontrare quando scopri che il tuo cuore, ecco, va fortissimo, vuole bene, non è il posto più comodo, non è il posto più facile, non è il posto più, non so, che hai più soldi, che sei più tranquillo, ma è il posto dove il cuore ama di più. Ecco, questo Dio sicuramente attraverso i poveri ti dona questo posto. Ecco, io ho trovato questo posto. E quante cose poi abbiamo fatto insieme, è iniziato comunità, è iniziato la chiesa, predicato il Vangelo, costruito pozzi, mulini, ho cominciato ad andare in barca sul fiume attraverso i coccodrilli, ho affrontato leoni, anche i coccodrilli nel fiume, i serpenti, tantissime cose, soprattutto ho imparato a condividere, ecco, non sono io il missionario che porta tutte le cose, ma è una condivisione di vita, una condivisione di doni con questa gente. Ecco, allora vi ho raccontato un po' come mai sono finito qui e che cosa Dio mi ha dato per stare qui. Ecco, abbiate così un augurio abbiate dei sogni grandi, che è già importante questo, avere dei sogni, ma soprattutto, ecco, fate che sia Dio a sognare per voi.